Cari telespettatori, ben ritrovati. Siamo nell'appuntamento consueto in collaborazione con lo Spicigelle del Veneto, ma in questo caso c'è anche Federconsumatori. Grazie di esserci. In modo particolare abbiamo con noi Paola Damonti, Presidente Consiglio Direttivo di Federconsumatori Veneto APS. Buongiorno. E prima le signore, per invece il CGL, lo SPI Paolo Carlotto, che è dello Spicigelle di Padova. Il tema odierno, ben arrivata anche a lei, che affrontiamo è molto importante. Più volte voi del sindacato avete puntato l'attenzione nei confronti della piaga del gioco d'azzardo, che diventa patologico perché è una dipendenza vera e propria, da cui si può anche uscire ma bisogna farsi aiutare, che grava su tantissime persone, e in modo particolare col fatto che sono usciti gli ultimi dati del libro nero dell'azzardo. Puntiamo l'accento sul Veneto. Perché, e comincerei con lei, ci sono, il titolo è Perde lo Stato, adesso capiremo in che senso e in che termini, ci sono dei dati che sono veramente inquietanti, è come un po' gli incidenti sul luogo del lavoro, continuano ad aumentare. Che cosa avete notato voi? Beh, prima di tutto abbiamo notato un incremento delle cifre dei soldi che vengono giocati in Italia appunto dai giocatori. Si parla di 165 miliardi nel 2025, 165,34, che è il 7,3% del PIL. Per dare un ordine di grandezza... Quindi in continua crescita, come vediamo. E peraltro in continua crescita, dal Covid in poi, col Covid c'era stata una diminuzione, ovviamente perché non si poteva uscire, anche se da lì è cominciata invece la crescita del gioco d'azzardo online. E dicevo, per dare un ordine di grandezza, il Fondo Sanitario Nazionale attuale nel 2025 è di 138 miliardi. La spesa per l'istruzione 80. E la spesa per l'istruzione 80. Quindi vengono investiti più soldi nel gioco d'azzardo, investiti non dallo Stato ma dai cittadini, insomma dai giocatori, che quanti vengono investiti nel fondo. Poi di questo come si dice, questo intero importo ovviamente non sono solo perdite, le perdite sono attorno ai 22 miliardi di euro che i giocatori in Italia hanno perso. 22 miliardi, finiscono dove? Hanno perso sia tra il gioco d'azzardo quello fisico, sia col gioco d'azzardo quello online. Per cui sono stati scommessi 165 milioni e sono stati persi 22 miliardi, scusate, e sono stati persi 22 miliardi. 22 miliardi sono grosso modo l'ultima legge finanziaria. L'ultima legge di bilancio è stata di 23 miliardi, se non ricordo male. Quella era più o meno. La cosa sconvolgente è che calano i salari, c'è il potere di acquisto, ma crescerebbe, dati 2019-2024, eccolo qua, crescerebbe l'azzardo. Secondo noi, secondo anche questo libro nero sul gioco d'azzardo, c'è una correlazione. Perché intanto i giocatori sono ovviamente di tutte le fasce sociali, sia ricchi, sia poveri, sia giovani, sia anziani, sia imprenditori, sia attori, insomma sono famosi attori, cantanti che hanno dilapidato patrimoni, no, con il gioco d'azzardo in maniera compulsiva. Però si è notato che con l'aumento della povertà, diciamo così, scorciatoia di riuscire a superare i problemi in un colpo solo, con una botta di fortuna, mettiamola così, aumenta e questa cosa diventa anche compulsiva, diventa quasi l'unico modo. Per cui moltissimi e grande parte di queste perdite che abbiamo visto prima vengono da giocatori compulsivi e vengono da persone che sono in difficoltà economica. Che è già in difficoltà, infatti. Chi è che vince sostanzialmente? Allora, vincono innanzitutto i concessionari, o meglio tutta la filiera del gioco d'azzardo. Con l'aumento del 165%. Esatto, le sette principali concessionari
hanno fatto un aumento dal 2020 al 2024 del 165%. Nel 2025 hanno fatturato e quindi guadagnato 10,4 miliardi. Cioè vuol dire che questi hanno raccolto 10,4 miliardi che evidentemente qualcuno ha perso. Già fatto il netto di quelli che hanno vinto. Certo. Quindi complessivamente tra giocatori e concessionari e filiera del gioco d'azzardo, la filiera è più 10,4 miliardi. E lo Stato ci guadagna, anche lo Stato in parte, perché lo Stato con la fiscalità. ovviamente con la fiscalità relativa al gioco d'azzardo ha guadagnato nello stesso anno 11,4 miliardi. I 10,4 miliardi sono relativi solamente ai 7 principali concessionari che fanno più o meno l'80%, quindi a quei 10,4 miliardi bisogna aggiungere almeno altri 2-3 che sono dall'altro. E invece lo Stato ne ha guadagnati, ne ha incassati 11,4 miliardi, ma sta da molti anni, da alcuni anni scendendo, diminuendo la percentuale che prende lo Stato, perché si sta sviluppando sempre più l'online, il gioco d'azzardo online, che ha dei costi minori ed è anche tassato in maniera differente, in maniera inferiore. Per cui c'è una sorta, diciamo così, di promozione per il gioco online. Aumenta anche il numero di giocatori online per altri motivi. Primo, perché si vince di più, costa molto meno ai concessionari, gestori, costa molto meno alla filiera, cioè come si dice, concessionari, gestori e esercenti, costa molto meno perché non ha spazi fisici da acquistare e quindi vincono di più. Si trattengono meno i concessionari, perché si trattengono più o meno il 5,6% contro il 21% nel caso di gioco fisico, e quindi costando meno viene aumentato, lo Stato prende meno e quindi continua sempre a scendere la percentuale che lo Stato ottiene. E chi perde? Ci sono tra l'altro 21,88 miliardi di perdite nette, sì. 2% del reddito esatto. totale nazionale. Questi sono i soldi che i giocatori perdono. Abbiamo visto prima che grosso modo l'intero volume di gioco è di 165 miliardi circa. Bene, di questi 165 miliardi 21,88 miliardi rimangono in mano ai gestori, concessionari ed esercenti, quindi quello che resta. Voi avete segnato in questa slide, è pazzesco come lo Stato lucri su una patologia e nessuno fa niente, neanche una manifestazione. Tra l'altro lo Stato, che va per capitoli stagni, però ha dei costi sanitari per la cura di questa patologia e le conseguenze, costi per l'attività di contrasto alle attività legali, perché molte volte si tratta di riciclo di denaro, eccetera. Teniamo conto che c'è anche un'altra parte di capitale in gioco, che è quello legato al gioco illegale, che è attorno ai 38-39 miliardi, quindi ai 165 che abbiamo visto prima vanno aggiunti, insomma arriviamo a più di 200 miliardi che vengono giocati ogni anno. Andiamo a vedere adesso invece il costo sociale che avete schematizzato, che è incalcolabile praticamente. Che è esattamente incalcolabile, perché c'è intanto il sovraindebitamento. Moltissimi dei giocatori compulsivi ovviamente sono super indebitati perché pagano. Ecco, è un po' il discorso che viene fatto come pubblicità del gioco responsabile. Il gioco responsabile gioca responsabilmente. Cosa vuol dire? È un modo, esatto, gioca responsabilmente, è un modo un po', secondo me, di dare tutta la responsabilità all'individuo. Se succede qualcosa, nel senso che se perdi più di quello che puoi giocare, se diventa una patologia, la colpa non è collettiva, è colpa tua che non sei in grado di essere responsabile. Quindi chi soffre di questo disturbo è colpevole,
perché non è stato in grado di gestire in maniera responsabile questa situazione. È un po' come l'alcolismo, come tutte le altre dipendenze. Cioè non riesce ad avere il controllo e quindi è difficile Uno non che riesce ad avere il controllo perché è una vera e propria patologia, con dei costi enormi, perché i costi sono sanitari, sono sociali, perché molti perdono il lavoro, anche imprenditori perdono le imprese, indebitamento. Pensate alla cosa succede a una famiglia quando ha una persona di questo con questa patologia all'interno, anche se non è proprio una patologia assolutamente affermata, ma è anche quello che si dice un giocatore problematico, cioè che è molto vicino a una situazione patologica. E a questo si aggiunge anche l'ingresso in questo affare, no? In questo business della criminalità organizzata, sia come organizzatori di gioco d'azzardo, sia anche come forma di riciclaggio o di acquisto di aziende che non possono più stare in piedi perché magari l'imprenditore quindi ci sono anche delle anomalie. Esatto. E il riciclaggio diventa semplicissimo, pensate. Che ne so, un esempio è quello di acquistare un gratta e vinci già vincente. Una persona vince un gratta e vinci, prende un gratta e vinci, vince 100.000 euro. Bene, l'organizzazione criminale cosa fa? Acquista quel gratta e vinci e dà i 100.000 euro, così non vengono nemmeno pagate le tasse, e lo va a incassare. In questo modo ha pulito 100.000 euro. Chiaro. Insomma, Sì, ci sono diverse situazioni che vanno analizzate. In Veneto che spaccato abbiamo? In Veneto non abbiamo uno spaccato fortunatamente così terribile, anche se riteniamo insomma che sia preoccupante. I dati sono circa 100.000, abbiamo circa 100.000 giocatori preoccupanti. Ecco qua. 9,3 miliardi appunto sono la raccolta di denaro. Stranamente il Veneto è l'ultima regione per quanto riguarda l'utilizzo del gioco d'azzardo online. Ma come si fa a sapere? Si rintraccia il... Certo, si traccia perché sia l'online che sia le slot machine o quegli altri tipi, o le lotterie insomma meccaniche, fisiche, sono tutte tracciate. Come quello che mi colpisce, la spesa pro capite, compresi i neonati, è di 921 euro, con una media nazionale di 1.712 euro, tantissimo. Esatto, compresi i neonati. Se non comprendiamo i neonati e prendiamo solo i maggiorenni, la spesa, si può vedere nella slide, per il Veneto è di 2.250 euro, per la media italiana è di 3.800 euro, con punte di 4.500 euro circa a Caserta e fanalino di coda, ma in questo caso diciamo in maniera positiva, è il Belluno che ha invece solo 1.880 euro a persona maggiorenne. Certo, molto alta è Rovigo, 2.691 effettivamente, e dopo vabbè, le altre, c'è anche Venezia, 2.400, non pensavo Rovigo così alta. È sempre difficile dare delle valutazioni sul motivo per cui alcuni dati sono più alti, perché c'è anche da capire bene, e questo è un po' più difficile perché non abbiamo queste informazioni. Vengono date le informazioni aggregate, ovviamente, disaggregate per anche i singoli comuni, ma fino a quelli con più di 10.000 abitanti. Sotto i 10.000 abitanti ci mancano quei dati. E poi ci sono alcune situazioni un po' strane, tipo città, comuni in cui un anno si giocano qualcosa come 100 milioni e l'anno dopo si abbatte a 2 milioni di euro o cose simili. Un caso
simile proprio a Legnago, che ha avuto prima 100 milioni di euro e poi improvvisamente non sono stati più giocati. Può anche essere che ci sia qualcuno che va a giocare lì, oppure più semplicemente una VPN, cioè quando si fa in modo che il gioco online non parta sembri non partire direttamente dal computer, ma partire da un altro indirizzo IP, e quindi magari lì vanno a fare. Quindi non è mai così semplice capire. Individuale. Torniamo su questi temi, sentiamo adesso anche l'associazione dei consumatori, quindi l'attività di sensibilizzazione, i consigli che possono essere dati, che cosa riuscite a fare, anche le forze dell'ordine come intervengono. Dopo la pubblicità, tra poco. Passiamo a parlare invece adesso con Paola Damonti, che è Presidente del Consiglio Direttivo di Federconsumatori Veneto APS. Allora, costi sociali, ne diceva prima lo SPCGL, ci rendiamo conto di quanto sia il costo? In realtà uno dei problemi è proprio questo, cioè che non sappiamo in realtà quale sia l'entità di questo costo. Infatti una delle cose che sottolineiamo nella nuova edizione del Libro Nero dell'Azzardo è proprio che non sappiamo quelli che sono i costi che poi lo Stato va a sostenere. Sappiamo che lo Stato guadagna quegli 11,4 miliardi, sappiamo che potrebbero essere anche di più se ci fosse meno ricorso al gioco online, ma non sappiamo poi lo Stato quanto va a spendere per aiutare le persone che purtroppo diventano dipendenti dal gioco d'azzardo, le persone che poi vanno incontro a procedure di sovraindebitamento, con tutti i costi umani che vanno a ripercuotersi anche sulla famiglia. Quindi pensiamo sui figli, magari adolescenti in una fase particolare della vita, che non possono proseguire gli studi, si isolano a casa perché sapendo di avere magari una situazione particolare non frequentano i coetanei, abbandonano la scuola, eccetera. Quindi sappiamo che ci sono costi umani e sanitari elevatissimi, ma non ne abbiamo la contezza. Anche perché magari non c'è un numero. collegamento di causa-effetto immediato, no? Perché anche quello è il discorso, e poi bisogna vedere quante persone effettivamente si rivolgono ai SERD. È vero, anche questo, abbiamo il dato di quelli che si rivolgono al SERD, ma sono veramente quelli che sono i giocatori problematici. Sappiamo che diventa quasi una tassa sulla povertà in alcuni casi il gioco d'azzardo. Perché una persona è povera e dice tento la sorte, magari se mi va bene mi faccio il colpaccio della vita, giusto? Senza andare a svaligiare. Cosa che chiaramente è sconsigliabile. Abbiamo visto che, a parte il dato del 2020 che il gioco d'azzardo fisico era molto limitato, generalmente c'è un aumento del gioco d'azzardo, più è ampio la percezione della crisi, che questa crisi sia immaginaria o realistica. In un periodo di crisi come anche quello che stiamo vivendo da un po' di tempo a questa parte, aumenta la propensione degli italiani per il gioco, perché pensano sì, faccio il colpaccio e risolvo tutti i problemi. Abbiamo visto che circa il 2% del reddito medio italiano viene speso per il gioco d'azzardo, ma nelle famiglie con reddito più basso questa percentuale chiaramente si alza, diventa il 4%. Quindi se anche tutte le fasce di popolazione sono propense a questo tipo di gioco, le persone con una situazione socio-economica più bassa sono quelli che fanno più fatica a rialzarsi, sono quelli che se giocano troppo poi non riescono a pagare le bollette. Infatti questo è il sovraindebitamento. C'è un altro messaggio: accise sulle sigarette, sull'alcol, sul gioco d'azzardo, complimenti. D'altra parte effettivamente sembra quasi un'incongruenza. Sono i famosi monopoli di Stato. Sono i monopoli di Stato. Voi in modo particolare siete contrari alla pubblicità di queste fondazioni? Sì, allora siamo partiti nel 2019 con una normativa molto stringente che vietava la pubblicità sul gioco d'azzardo, un po' come per le sigarette, cose del genere. Poi però, andando avanti, nel 2024 ci sono state alcune modifiche. Ad esempio, esisteva una commissione
volevo dire un osservatorio presso il Ministero della Salute per questi tipi di dipendenze, è stato abolito ed è stato messo al suo posto un comitato per il controllo sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, capisce, con dentro anche i rappresentanti dei concessionari. Questa sarebbe una cosa magari da togliere. Sulla pubblicità invece è stata permessa la pubblicità finalizzata a un gioco responsabile. Quindi c'è questo aspetto. Giocare responsabilmente. Ovviamente attraverso questa cosa, per dire che per pubblicizzare il fatto che bisogna giocare responsabilmente, si pubblicizzano, il fatto di giocare. Per cui troviamo testimonial soprattutto sportivi, una pubblicità insomma un po' mascherata soprattutto durante gli eventi sportivi. Ecco, queste deroghe dovrebbero, a nostro modo di vedere, venire assolutamente vietate, un po' come per le sigarette. Certo, sempre complimenti allo SPI che fa delle belle battaglie sociali che riguardano anche i giovani, ed effettivamente sì, perché tanti giovani sono coinvolti, soprattutto nell'online, mi sembra di aver capito, vero? Sì, l'online strizza un po' l'occhio di più ai giovani perché sembra più accessibile, si può giocare anche da smartphone, eccetera. Più comodo. Esatto, abbiamo visto che c'è un dato molto, molto preoccupante sul fatto che giocano anche i minorenni, si inizia a giocare anche dai 14 Quindi non ci sono anni. delle password di accesso, dei sistemi di... Ci sono, con l'ultima legge, mi pare quella del 2025, doveva essere introdotto anche l'accesso tramite SPID o carta d'identità elettronica. Io ho provato, non mi ha chiesto né SPID né carta d'identità elettronica per entrare, quindi sì, in realtà andrebbero aumentati i controlli soprattutto per l'online. Perché Ma questa è una legge oppure no? Sì, sì. Se è una legge, voi come associazione dei consumatori non potete intervenire per far sì che venga applicata? Sicuramente è una battaglia che ci ripromettiamo di portare avanti. Sì, c'è anche un problema, come al solito, sull'online in generale, di vedere dove viene creato l'online, nel senso che molte volte è difficile mantenerlo all'interno dell'Italia o di qualsiasi altro paese, per cui ci sono alcune difficoltà. Ad esempio Polymarket, che è questa famosa piattaforma di non sono scommesse, di acquisti di quote di predizione, si dice, era vietata in Italia. Polymarket ha fatto ricorso al TAR, per cui è stato possibile, ha vinto, per cui è stato possibile accedere alla piattaforma, ma rimane comunque tuttora vietato acquistare quote all'interno di questo sistema online. Ovviamente dall'Italia. Uno basta che si crei si chiamano VPN, che sono dei modi per far risultare che il collegamento avviene da un altro indirizzo IP, quindi all'estero, e in quel caso viene bypassato. E quindi è fatto il gioco è fatto. Il gioco è fatto. C'è poi anche gioca responsabilmente, è assurda come frase, è come dire fatti del male poco alla volta, ucciditi poco per volta. Bravi, ha spiegato perfettamente l'idea che c'è sotto la frase gioca responsabilmente. Infatti c'è a proposito del gioco responsabilmente, c'è un'altra situazione che un po' che esula dai controlli, che è quella della borsa delle scommesse, no? Dove sembra che ci possano essere anche delle infiltrazioni. Che è appunto quello che si diceva. Voi come Federconsumatori, insieme anche a ISCON, avete fatto un'azione molto forte da questo punto di vista delle indagini, no? Sì, che comunque sono dei dati che sono ancora parziali, perché giustamente non abbiamo consapevolezza di quanto sia ancora grande l'entità di questo problema. Infatti so che c'è Non Così Piccoli, è una terza edizione che insieme a ISCON pubblicherete, Fondazione ISCON, Federconsumatori, CGIL, farete questa pubblicazione per andare a vedere anche questo elemento di gioco, chiamiamolo così, di azzardo. Ecco. Di azzardo. Volevo riprendere se è possibile, quello che ha appena detto l'ultimo telespettatore che ha fatto quella frase sul gioco responsabile. Se invece di usare la parola gioco noi usassimo l'azzardo responsabile, avrebbe un altro significato, perché il gioco responsabile è anche il bambino che gioca a palla
deve farlo responsabilmente di per evitare, sì. Voglio dire, il gioco non dà dipendenza, è l'azzardo che dà dipendenza. Io non ho mai visto nessuno giocare a nascondino e diventare dipendente dal nascondino. Ho visto gente invece giocare d'azzardo e finire purtroppo indebitato, se non peggio. Certo. Quali altre criticità riscontrate o cosa state facendo? Beh, noi innanzitutto riscontriamo una criticità anche nel raccogliere tutti i dati corretti su queste, soprattutto sui numeri dei piccoli comuni, che abbiamo visto che sono dei comuni in cui si gioca forte anche se hanno pochi abitanti. Un'altra cosa che abbiamo sottolineato nel nostro rapporto è che c'è una corrispondenza tra i volumi di gioco nei comuni in cui ci sono conclamate infiltrazioni mafiose, quindi sappiamo che c'è la malavita ci mette molto del suo. E poi quello che possiamo fare è soprattutto rivolgerci magari alle persone che pensano di star giocando un po' troppo, di non essere in grado di giocare responsabilmente, e alle loro famiglie di sostenerli nel percorso di consapevolezza di avere questa problematica e di rivolgersi, di cercare aiuto, insomma. Dove si trova aiuto? Beh, possono contattare il SERD, perché ricordiamoci che non è solo per le dipendenze come alcol o tossicodipendenze, ma non solo. Tra l'altro noi abbiamo indirizzato anche come Federconsumatori non solo giocatori ma anche persone che non riuscivano a spendere correttamente il proprio denaro, quindi magari facendo troppi finanziamenti, facendo cessioni del quinto per elettrodomestici di cui magari non avevano bisogno, comprare l'ultimo modello di iPhone, eccetera. Quindi attenzione, anche spendere consapevolmente è importante, e se uno non è in grado di farlo il SERD può aiutarlo anche su questo in realtà. Quindi anche questa forma di shopping compulsivo. Contrasto al sovraindebitamento, diciamo, sì. Infatti, è che queste sono tutte le sedi dello SPCGL, 400 sportelli in tutto il territorio. Per quanto riguarda invece Federconsumatori ci sono altrettante sedi, comunque già dallo SPI, a seconda del tipo di problematica, la persona può essere indirizzata da una parte o dall'altra, quindi questo è l'importante, farsi dare una mano, farsi dare un aiuto, senza vergogna. Senza vergogna, perché non c'è nulla di cui vergognarsi di una difficoltà che si sta passando, sperando che siano difficoltà appunto non facilmente superabili. A volte è un po' più complicato, però insomma, e poi ricordarsi che è una malattia, questo è il problema, che se non è smetto quando voglio, non è così. Allora Paolo Carlotto dello SPCGL di Padova, grazie Paola Damonti, grazie ancora a Federconsumatori del Veneto, grazie a voi di averci seguito, e naturalmente rivedete la puntata su YouTube e sul web, e rivolgetevi allo SPCGL e a Federconsumatori a seconda delle situazioni per avere dei consigli e dei supporti.